Oggi abbiamo incontrato le categorie economiche che si occupano di gestione demaniali, di fatto in ambito turistico-ricreativo, e per illustrare quella che è la proposta del Veneto al governo in tema di concessioni demaniali. Noi di fatto vogliamo riprendere quella che è una normativa già esistente, la legge 33 della Regione, che riconosce il valore commerciale delle aziende, che riconosce gli investimenti che sono stati fatti da parte dei concessionari e che soprattutto va a proporre in tema di gare quelli che sono i prossimi investimenti che i concessionari potranno fare e che vengono inseriti in termini di priorità per assegnare, diciamo, la concessione. Inoltre abbiamo inserito il tema dell'avviamento, che non è mai stato considerato e che per la prima volta in una legge si vede. Direi che è stato un confronto molto positivo, le categorie hanno accolto in maniera, diciamo, ottimale quelle che sono le nostre proposte, ovviamente inserendo anche qualche nuovo suggerimento. Ora avremo un'interlocuzione con il governo anche in base a quella che sarà una bozza che ci verrà proposta. Ovviamente noi chiederemo all'interno di quella bozza di inserire le nostre richieste. Su questo tema purtroppo non tutte le regioni hanno una stessa visione. La Regione Veneto da sempre, insieme anche con con le nostre categorie economiche che si occupano di questo mondo, riteniamo che sia giusto andare a gara, però farlo mettendo in sicurezza il nostro comparto e quindi mettendo tutti quei paletti che ci consentano anche di far sì che i nuovi concessionari facciano degli investimenti sul territorio. Purtroppo in alcune altre parti a livello nazionale non tutti la pensano così, qualcuno pensa ancora che si debba ragionare in termini di proroga, nonostante ci sia una sentenza molto chiara che dice che si deve andare a gara. Per il Veneto un punto di partenza c'è e si chiama legge 33. Sì, la legge 33 è una legge valida che di fatto già operativa, alcuni comuni hanno già rilasciato alcune concessioni grazie a questa legge